270 minuti possono dire tantissimo su una lotta a salvezza molto aperta fino all'ultimo. Vietato sbagliare, amici di Sportisti. Ciao da Salvo Giracci, benvenuti dal Santissima Trinità e Giracci Oratorio Marineo, giornata numero 28 del girone A di eccellenza siciliana. Qui occhio alla parata da parte di Passaro. Occhio a Fernandez, lo piccio, prende lui il pallone, lo fa passare tra le linee, passaggio di Ferruccia per De Morra. Fernandez in posizione regolare, diagonale basso. De Morra avanza il Giracci al limite dell'area, triplo rimpallo, il pallone arriva da Albanese, servito Ferruccia, ha chiamato il tiro da parte dei tifosi. De Morra tra le linee, evita Prestigiacomo, il tiro di De Morra. De Morra, Ferruccia calcia quasi da fermo con il destro, Passaro ci arriva. Posizione immediatamente battuta dalla Giracci. Gonzales pensa alla conclusione dalla distanza. La battuta di San Sardo. Gira il suo destro. Pallone allontanato di testa, poi il tiro di D'Agostino. La battuta di De Morra. Pallone in mezzo. Fernandez non la riesce a colpire di testa. Ha rimesso laterale per il Giracci, che per la prima volta all'interno di questo secondo tempo si affaccia verso la porta di Passaro. Il tiro dalla distanza di Scalisi. Ancora Fernandez cerca di schiacciarla. Se ne sponda con il petto verso Nunes Correia. Alla fine la presa di Morra. Fernandez in area di rigore, destro in mezzo, tripla deviazione. Si lamenta un tocco con la mano per l'arbitro e fallo in attacco di Ferruccia. Il cross in mezzo, l'acrobazia di De Morra. Il Giracci più volte vicino al vantaggio. Fernandez finta, avanza fino in fondo, si ferma, non calcia, poi c'è il tunnel con il tiro. C'è anche De Morra a calciare. De Morra, mancino in mezzo, colpo di testa di Guadagnoli. Anche questo sfiorerà il palo. De Morra. Sponda di Giovagnoli, Scalisi di punta Fernandez, passa in qualche modo Fernandez! Marcio Fernandez in continua difficoltà. Mirko lo ha tenuto in campo. Lui ha fatto l'1-0 a 4 dalla fine. E Passaro lancia Coco a vuoto, Ogbonda di testa, l'attacco da parte di Peri Junior che se la prende, mancino centrale per Barbagallo ed è ufficiale il ritorno alla vittoria del Giracci dopo 3 mesi e 1-0 all'Oratorio Marineo. Ha deciso tutto Marcio Fernandez a 4 minuti dalla fine.